Il Tribunale del riesame deposita le motivazioni per le quali è stata respinta a Rosalia Messina Denaro l'istanza di scarcerazione, negata anche a Laura Bonafede. I giudici del Tribunale del riesame hanno depositato le motivazioni del provvedimento, tramite cui è stata respinta l'istanza di scarcerazione della sorella di Matteo Messina Denaro, Rosalia, arrestata dai carabinieri del Rosso lo scorso 5 marzo per associazione mafiosa. Tra l'altro i magistrati hanno rilevato specifiche e allarmanti modalità della condotta della donna e la sua determinazione criminosa, sintomatica della non mera occasionalità nel delitto. E poi hanno aggiunto: la personalità negativa così delineata non consente nemmeno in concreto di formulare un giudizio positivo in ordine al rispetto delle prescrizioni connesse alle misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere, che si rivela l'unica idonea in relazione alle stringenti limitazioni alla libertà di movimento che essa comporta, ad evitare che l'indagata riprenda i contatti intrattenuti nel settore criminale, perseverando nel compimento della condotta delittuosa. E poi i giudici scavano più a fondo e scrivono: gli elementi raccolti nel corso delle indagini hanno fatto emergere l'effettivo contributo prestato in modo convinto e consapevole dall'indagata all'interno dell'associazione, veicolando informazioni, eseguendo le direttive del capo e gestendo la cassa comune, il tutto come preziosa e fedele esecutrice delle direttive del capo mafia latitante e agendo anche nella piena conoscenza di argomenti, questioni, nomi in codice e segnali. Ciò testimonia una stretta, protratta e variegata compenetrazione della donna con Cosa Nostra e un suo contributo radicato e stabile offerto all'interno dell'associazione in più ambiti come il coordinamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in modo continuativo e fiduciario. Ed ancora il Tribunale del riesame ha respinto l'istanza di scarcerazione dell'insegnante Laura Bonafede, arrestata lo scorso 13 aprile. È stata pertanto confermata l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, in cui tra l'altro si legge: la donna si è adoperata in una prolungata assistenza al latitante, finalizzata al soddisfacimento delle sue primarie esigenze personali, a non essere localizzato e catturato dalle forze dell'ordine e a non essere sottoposto alle pene per le quali era stato condannato.